I'm a man of wealth and taste. Been around for long, long years. Stole many a man's soul to waste. And I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands, sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you get smiling. Ciao raga, buongiorno, anzi buon sabato. Sto andando a fare un'esplorazione importante perché oggi c'è una sorpresa per tutti voi. Io da tanto tempo avevo desiderato di avere nuova compagnia, nuovi protagonisti, nuovi personaggi che posso esplorare insieme con il vostro Indiana Jones sardo. Qui con noi abbiamo una nuova protagonista. Ragazzi, lei è una macchina combattiva, lei fa esplorazioni fin da quando era bambina e lei l'ho chiamata la Tomb Raider sarda. Vi presento Elisa e lei sarà la nuova protagonista delle mie avventure 2024. Vi presento Elisa, ragazzi. Ragazzi, farà l'avventura insieme con me e stiamo andando a fare questa esplorazione che dobbiamo scoprire alcune cose a Tovigedo. Ho trovato dei posti incredibili, la scala nel secondo piano sotto Tovigedo, sotto l'Equadotto Romano, e quindi io voglio scoprire insieme con lei che cosa possiamo trovare là sopra. Ok? Adesso noi dovremmo quasi per arrivare, non ancora, per cui siamo ancora a Santa Vendra, c'è la zona Las Mayas. Voi sapete già che cosa dovete fare: iscrivetevi al mio canale, ricordatevi la campanellina, restate in linea, seduti in una sedia, mangiate uno snack, quello che volete, e guardate questa nuova avventura. Vai, andiamo. Raga, siamo entrati, non ho voluto far vedere da dove si entra. Oh no, qui ci sono le spine. Occhio dove mettiamo i piedi, ragazzi. Siamo dentro nel settore numero 2 di Tovigedo, camminando direzione verso l'Acquedotto Romano, perché sotto l'Acquedotto Romano, ragazzi, c'è un passaggio che io ho scoperto. Infatti io voglio anche capire. Qui siamo nel cuore, dentro l'Acquedotto Romano, e voglio capire da dove si entra, per dov'è l'entrata, dove c'è il mostro radice. Infatti, se per caso fosse lì l'entrata, invece non sono riuscito a trovarla. Incredibile. Andiamo, vai. Ok, siamo arrivati. Dobbiamo fare così. Allora, non camminare così, vedete. Sempre di lato, perché qui centralmente è rischioso, ragazzi, che potrebbe crollare. Sempre di lato, ma è centrale. Ok, ecco Tomb Raider. No, me la faccio dire. Lì, tizio, ma là che è, eh? Guardate ragazzi, guardate che macchinari, incredibile. E qui la stessa cosa, sempre di lato.
Perché vedete cosa succede? Questo sta crollando, l'ultimo. Sta crollando. Io faccio così. Che fighissimo. Lo sai che qui è tutta ferrata, sì? Sì, sì. Vado lo stesso discorso per le scale. Quindi sempre in lato, camminare lentamente, mai essere pesanti. Perché purtroppo ragazzi questo posto c'è da centinaia di anni e quindi sempre la massima sicurezza. È bello esplorare, ma dobbiamo anche stare attenti dove mettiamo i nostri piedi, ragazzi. Cioè, mi hanno paccato. Si è rotto i 3 piedi. È per quello che mi fido più di comprare a €1. Sì, grazie. Pensa alla tua informazione, io penso alla mia. Mettetelo così legato in un punto. No, ma è cascato da ciclista quello. No, questa è da spiaggia originale. Adesso devo andare anche a te. Così. Cioè, là, è rimasto così. Anche la bandana perché voglio proteggere i capelli. La bandana è il simbolo della speleologia, lo sapevate? Io? Guardate le Era della bandana sarda! 4 mori! Vieni a me! Tan, tararara. È la Cacciamon! C'ho anche il sottogola io. Ah sì, anche io ce l'ho. Lampadina extra. I protettivi, perché io ho la polvere, mamma mia, se mi arriva qualcosa nell'occhio mi dà fastidio. Mi sa di vedere di Il cappello. È tutta una magia secondo me. Mi sa perché io devo ripassare la luce, non me le Se copre. la prendiamo qua, la prendiamo qua. No, adesso non si sa mai che arriva. Così non la bandana mai ce l'ho fatta. Brava! Sempre! Ecco, Ma ci stanno i pipistrelli? Cos'è? I pipistrelli ci stanno? No, purtroppo non ce ne sono più a Vigio i pipistrelli. Forse dipende dalla loro natura. Andiamo Charlie. Abbiamo tante cose da fare per scoprire alcune cose. Andiamo, ci va. Oh yeah. C'è questo macchinario lunghissimo, tipo come un treno sotto c'è. La vuoi vedere? Prima di andare all'acquedotto? Sì, certo, no. Eri proprio nella strada giusta. Wow, una per i periti satanici. Ecco qua, questo è un macchinario. Guardate. Ciao Gentile. Ma che carino. Ah, finisce tutto qua. Poi lì in fondo là c'è dell'acqua che mi ha detto mio amico che il mio istruttore che lì c'è dell'acqua particolare che dice che potrebbe essere anche acida. Ok, vediamo un po'. Vogliamo vedere se c'è sempre quell'acqua. Beh, non è passato
pochi settimane, sono passate 2 settimane o 3, non mi ricordo quando ero andato, ma penso che sia una settimana fa o 2. Sì, se c'è qui ancora umido vuol dire che c'è ancora acqua lì. Vediamo un po', vediamo se c'è. Vediamo un po'. Vediamo un po' se troviamo l'acqua. Sì, ecco qua. Ah, che schifo. Stato già. Non fa ad andare oltre. Sì, cioè, vedi, dice che quest'acqua non mantiene di buono. Allora, in questo momento io. Quella parte non ce n'è acqua. Allora, in questo momento io sto riuscendo a capire se qui l'aria potrà essere compatibile al nostro organismo, giusto? Sì. Perché dice, allora, se qui non c'è aria qui, ragazzi, e sentiamo mancanza, un po' di mancanza di respiro, qui significa, ragazzi, che c'è un gas invisibile che trasmette problema alla nostra respiratorio. E quello significa che dobbiamo tornare assolutamente, ragazzi, indietro, che è molto 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 pericoloso. Non sto dicendo sciocchezze, perché questo me l'ha insegnato un mio amico che è uno speleo, non posso dire nomi, privacy. E niente, ragazzi, lì c'è molta acqua. Andiamo? Prova a illuminare? Vedi così. C'è, guardate come. Andiamo? Sì, andiamo. Andiamo avanti? No, c'è acqua, meglio di no. Passiamo sopra il ferro. Segui? No, beh, non regge. Sopra il ferro, poi non mi ferro. Dai, mi sembra che andiamo direttamente all'acquedotto romano, faccio prima. Sì, andiamo direttamente all'acquedotto. Guardate che ferriate che ci sono qui, macchinari, cose per attivare la luce. Dai, rotellina. Muovisi. Ecco, bravi, vedi? Quando vuoi tu sei un'ottima esploratrice. Tu non l'hai fatto veramente. Lascia un secondo. Davvero? Davvero? Ragazzi, avete conosciuto Fantozzi alla riscossa, guarda. Vabbè. Ai, io faccio tutta la fatica a rotellina così. Boh, vabbè. No, vabbè. Io sono piccolina, ragazzi. Nell'età. Ah, che luce, Rocce dopo rocce e passaggio dopo passaggio. È basso. Lì voglio scoprire che cacchio c'è. Ogni volta gli avevo detto ma Simo, ma che cosa c'è lì? Ho fatto, guarda, non c'è niente. Uso. Adesso provo ad darci un'occhiata. Piano piano. Questa parte è nel video. Questo commento. Sì, aspetta poco. Questa cosa mi sa che prosegue. Aspetta poco. Togli lo zaino. C'è anche fresco. C'è anche molto fresco. Ah, Non c'è niente. tutto franato. Sì. Miseria. Franatissimo. Tutto crollato. C'è una cosa circolare. E quindi sì. Si prosegue, però è tutto crollato. Sai che cosa? Tutte rocce grandi, come queste.
Sì, infatti qui dentro dovresti parlare a voce bassa. Che stiamo per fare l'entrata dell'acquedotto romano. Ok. Io devo stare attento perché sono molto alto e ci batto le corna. Ho molto alto. Non è che sei più basso di me. Quanto sei alta? Più di te. Quanto sei alta? Devo continuare a riprendere. Sì, vai. Sono 1,75 più o meno. Uno è? 7,5. Come me? Sì. No, sei più basso. No. Saranno le scarpe. Perché io sono gordo, per quello. Guardate che strettoia. Figo. Guardate che strettoia. Questo è l'acquedotto romano. Ah, io? E lì c'è il Mostro Radice. In fondo là. Vado prima io? Vai. Ok. C'è anche il po' umido. Ok, qui adesso l'aria è compatibile. Sentiamo le piccole stalattiti, che bellini. Ciao amore! Ciao! Piccoli stalattiti. Ecco qui Mostro Radice. Ciao Mostro Radice, come stai? Tutto bene? Cacchio, non sono riuscito a trovarti. Vedi? Perché dicevo che dovevi aprire quella cosa. Non è quello. Non è questa, vero? Porca miseria. Ma questo è il famoso Mostro Radice, simbolo della speleologia archeologica. Non riesco a prenderlo con la luce. Porca miseria. Guardate quanta... Ascolta, ti arrampichi fino a lì su. Non ce la farei mai, tu ce la faresti. Non mi hai vista? Non è che sei tu che vai in palestra. Beh, in verità si deve fare così. Stare qui. Beh, c'è la scaletta, eh? Sì. Però secondo me Anche da questa parte c'è. non sono un matto che lo farebbe. No, vabbè, io salirei, ma arrivi su ed è bloccato. E infatti, anche. Vai. Vuoi che proseguo? Ok. Grazie! Aria pura, aria calda, questa sera ci divertiremo tutti insieme. I tuoi occhi e i tuoi... Ecco qua, da qui possiamo tornare indietro perché ti spiego una cosa. Ancora un battto testa. Allora, guarda, lì c'è una fessura dove fa così, si scende così e devo subito arrampicarmi per proseguire tutto dritto. Ah, io? Perché lo senti che sente l'eco? Lo senti? E lì c'è un cambiamento di temperatura, ma soprattutto si sente una specie di gas Ah, io? che cambia lo sforzo respiratorio su di noi, e quello fa molto male. Andiamo a vedere, dai. Dimmi, allora vogliamo morire? Andiamo a morire, dai, che siamo giovani, possiamo farla, io? Boh, lui l'ha visto, io non lo posso vedere. Ma non sia scherzi, se sento quell'odore, Vai, vai. giuro che devo assolutamente... Fai respiri profondi, senti cosa fare allo specchio. Vuoi passare prima tu? Aspetta, tanto qui mi metto in piedi. Tanto qui è abbastanza... Vai, vieni. Figo. Sì, vedi, si fa così, sale qui. E qui c'è un pozzo, vedi? È uguale, però qui il Mostro Radice non c'è. Ho capito dove siamo più o meno.
Vedi? C'è tutta la terra sopra, non lo troverai mai. Sì. Quindi allora io qui, sinceramente, guarda, non te lo consiglio, perché là c'è il cambiamento di respiratorio, capito? E quindi per non rischiare è meglio che torniamo indietro, capito? Però io qui sono andato con il mio sperma, è uguale, praticamente uguale, e poi in fondo comincia ad essere ancora più stretto. Ma non siete riusciti a uscire da nessuna parte? No, perché alla fine ha detto, Andrea, qui è molto rischioso, se veramente potrebbe tentare solo la speleologia, però c'è anche un rischio anche per loro, per la salute. Per quello servono le bombolette di ossigeno. Sì? Ok, dai che torniamo indietro. Indietro? Ok, vai. Alla fine, ragazzi, quando uno fa un'esplorazione dobbiamo sacrificarci e dobbiamo rispettare quello che ci dice la nostra anima dentro di noi. Ok, mettiamo questo dentro. Vediamolo. Sì, sto per arrivare. Ok, scendo. Charlie, tu stai in linea. Stai in linea. Sta andando già avanti. Elisa Tomb Raider di Vigeddo. Ciao Radice, oggi ho avuto la fortuna di incontrarti, ma ci rivedremo di nuovo, non so quando, e un giorno porterò qui altri professionisti per farti conoscere. Ciao, a presto. Guardate, qui ci sono delle antenne dove la speleologia o sono quelli che lavorano qui accendevano le luci per lavorare. Qui ci sono delle goccioline, guardate che goccioline ci sono, e qui c'è una salatita arrugginita. E lì cosa c'è? No, lì non sono ancora andato. Ah, quindi adesso io qui non sono ancora stato. Elisa ha voluto entrare per darci un'occhiata. Infatti io qui non sono entrato. Come cavolo sarà? Spero che tutto aperto. Che cosa c'è qui sopra? Ah, un'altra apertura. Un'altra con pozzetto, questo è. Porterà qui. Ci posso credere. Si infila ovunque. Sì, qui è molto basso, ragazzi. Devo inchinarmi perché è molto basso. Insomma, qui hanno bruciato. Che puzza! Che puzza! Che puscia, ragazzi! Che puscia! Si può proseguire. Ah. Aspetta che ti passo la telecamera così filmi che cosa. Filmi che. Sì. La cosa che spero che. No, filma. Charlie, guarda, ti ha preso Lara e Lisi.
per vedere che cosa c'è. Non si vede. Beh, guarda, prendi la torcia frontale. No, non la torcia, quella che... Questa, ma non ci riesce. Non si vede. Questa? Ma non si vede. E questa qua? Prova questa. Tieni. Come si accende? Eccola. Ui. Vabbè, prosegue, diventa sempre più stretto. Peccato. Figo. Tieni. Ok. Dai, andiamoci via da qui, ragazzi, che sento già il primo avvertimento. Sì, che fa caldo. Anche? Con quello zaino non ti giri, eh? Sì. Che cosa fai? È mica scomodissimo. Andiamoci via. Attento. Attento. Lo so, è basso, mica sono altissimo. Una è 70. Aio, Eli. E qui c'è cambiamento di aria. Qui sente gas, sente odore di gas. Gas è di quello che mi sta spiegando il mio maestro. Che quando c'è un cambiamento, ecco, finalmente siamo di nuovo tornati all'aria. Lì c'era. Se stai guardando questo video, Simo, in quel punto là c'era quella cosa che mi avevi detto. Che puzza. Qualcuno qui abbia incendiato. Che cos'è quel rumore? Ah. Che cacchio da volta! Mica dobbiamo inginocchiarci. Quando sono entrati non era così basso. Mica cos'è nei film della Necropolis? Siamo diventati più alti. Come quel programma. No, anzi, quella pubblicità. Crescete oggi. Devi andare, vai. Wow. Charlie, resisti. Ok. Finalmente posso stare in piedi. Dove c'è scritto il tuo soprannome, magari ci metti. Allora, fammi metto questo dentro. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Ho sentito quella strana respirazione ragazzi, e alla fine ce l'abbiamo fatta e quindi abbiamo rischiato. Allora, da qui, io e il mio amico abbiamo detto, qui dentro dobbiamo proseguire il mio amico per scoprire che cosa c'è in fondo là. E invece lì c'è quella cosa che io avevo detto. E lì c'è un passaggio segreto che porta su. Sei sicuro? O lì? Facciamo tutte e due, abbiamo tutto il tempo del mondo. Va bene, allora... Ci moriremmo qua dentro, abbiamo pensato.